Da ieri sera è stato confermato il primo caso di positività al Covid di un residente a Santa Margherita Ligure. Fortunatamente la persona sta abbastanza bene, non ha bisogno di essere ospedalizzata, è domiciliata all'interno della sua abitazione ed è seguita dal programma GSAT specificamente attivato dall'ASL per seguire i pazienti Covid. Eravamo preparati a questa circostanza ormai da tempo, perché ovviamente sappiamo che si tratta di un'emergenza nazionale, anche regionale, e che vi erano già pazienti di questo tipo nel Golfo Tigullio. Credo che di fronte a questa situazione, al di là della vicinanza, della solidarietà, del sostegno che ieri sera avevo telefonicamente testimoniato a questa persona, che è anche un amico, ma in linea più generale quello che possiamo dire ai cittadini è di attenersi alle prescrizioni ministeriali. Di fronte a una situazione critica come quella che presenta al momento attuale, con questo virus, questo nemico invisibile, così contagioso e pericoloso, occorre la risposta di una comunità coesa, che sa essere unita e forte, che sa esprimere senso di responsabilità. Ed è questo quello che io chiedo ai nostri cittadini, come gli altri sindaci chiedono ai loro cittadini, ovvero di lavarsi frequentemente le mani, coprirsi naso e bocca quando si è costretti a uscire, non frequentare luoghi affollati, muoversi il meno possibile. Cioè il messaggio forte è: state a casa, è indispensabile per riuscire a debellare questo virus. Agiamo tutti con un senso civico e con un senso di responsabilità.